Ha accolto la sentenza a fianco di Valentina Boscaro il professor Alberto Berardi, il difensore della giovane donna condannata a 24 anni per l'omicidio di Mattia Caruso, l'uomo con cui aveva una relazione, ucciso con una pugnalata al cuore dopo essere usciti da un locale nella circonvallazione di Abano Terme nel settembre 2022. Una sentenza che il legale ha accolto così. Riteniamo quantitativamente iniqua. La gravità del fatto è plastica, è nota, è fuori discussione, ma ritengo che il processo abbia fatto emergere un contesto nel quale quel fatto è maturato, che è un contesto vessatorio e condizionante tragico che ha subito Valentina Boscaro nell'anno e mezzo precedente il fatto. In attesa delle motivazioni della sentenza della Corte d'Assise che saranno depositate tra 90 giorni, il legale risponde alle accuse donna bugiarda e manipolatrice mosse alla sua assistita dalla famiglia di Mattia Caruso. Io comprendo e rispetto silenziosamente l'esigenza e il diritto dei familiari della vittima di difenderne a spada tratta e a oltranza la memoria. A fianco a questo doveroso rispetto devo dare atto del fatto che il processo ha provato, soprattutto documentalmente, attraverso messaggi di testo e immagini, il fatto che Valentina era vittima di una relazione, di un rapporto con il povero Mattia Caruso, vittima greve, vittima di vessazioni e umiliazioni fisiche e morali letteralmente indicibili. Valentina Boscaro da mercoledì è in carcere a Verona. Poche ore fa il legale, che sta già pensando a ricorso in appello, l'ha sentita per la prima volta al telefono. Andrò a trovarla, per quel dovere di solidarietà etica che a noi difensori impone di far visita ai nostri assistiti detenuti e per rappresentarle le iniziative che intendiamo intraprendere già nell'immediato. Impugneremo l'ordinanza della Corte d'Assise davanti al Tribunale della Libertà di Venezia, facendo valere la inesistenza di esigenze cautelari sopravvenute la sera della pronunzia della sentenza rispetto ai 13 mesi precedenti che hanno visto Valentina Boscaro rispettare in modo assolutamente puntuale le prescrizioni inerenti agli arresti domiciliari.